1000 mi piace, scrivimi qui sotto nei commenti Forza Napoli sempre, se ci riesci senza essere interrotto ti lascerò tanti bei cuori rossi. Dai! Io con te, tu con me. Io, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalla, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, Napoli-Sassuolo reaction importantissima. Lo so, l'amarezza e la delusione è tanta per aver gettato alle ortiche praticamente la possibilità in casa nostra di lottare per un qualcosa di davvero molto importante, visto come è andato a finire questo campionato. Però ragazzi, diamo un senso a questo finale di stagione. Napoli-Sassuolo vuol dire veramente tanto. La Juve è a -1, però siamo ancora lì. Il nostro obiettivo resta la Champions. Conquistiamola e difendiamo questo terzo posto. Sarà una partita non proprio facilissima, prevedo tanta sofferenza. Io ho pronosticato un 2-1, spero di non sbagliarmi neppure questa volta. Dietro è tornato il quadro maradoniano alle mie spalle, come ogni partita in casa. Ci tengo a dire una cosa: non sono allo stadio per motivi miei organizzativi, quindi per motivi miei personali. Quest'anno veramente sono andato a tante partite rispetto agli altri anni che non potevo muovermi. Quest'anno ho comprato biglietti prima ancora di sapere il risultato della partita che ancora si doveva giocare. Ci tenevo a dire questa cosa perché se mi vedete qui oggi a casa e non allo stadio è soltanto per motivi miei personali e organizzativi. Per il Genoa, Napoli-Genoa, per l'ultima di campionato sarò allo stadio, quindi ci becchiamo lì, ci vediamo lì come ogni volta sta succedendo, perché mi fa molto piacere. Andiamo dentro con la lettura delle formazioni e dai Napoli! Dai ragazzi, allora Ospina tra i pali, torna Di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz e Anghissà a centrocampo con Mertens, Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Nuaglione, malamente, dai Napoli! Primo possesso per il Sassuolo che manovra dunque il primo pallone della gara. Curiosità soprattutto per capire come sarà andata la settimana. Insomma, c'era stato il giallo dei tweet, ritiro. Dai. Oh, Ciapiglio, segna! No, palo, come cazzo si fa? A porta buona, non ci credo, palo! Non ci credo, palo! Dai, Osi però! Osimè, dai! Miseria, palo! A porta buona, palo! Oh! Gol! Kalidou Koulibaly! Ah, Safa Maronna ha fatto un gol! È un calcio d'angolo battuto buono! Andiamo! Ma ha battuto un calcio d'angolo buono! Siamo tornati a battere un calcio d'angolo buono! Oh capitano! Pennellata! Un bijou! Mi piaci tu! Un bijou! Kalidou! T'ha sciaffato! Di Lorenzo Osimhen, Anghissà, Koulibaly, tutti a saltare! Sì! E gol! Non vogliono malamente! A così lo chiama gente! Parlano e non sanno niente! Sono bravo solamente a giudicare! Lo amo! Ma mi sono fermato un attimo perché pensavo che non era gol! Una qualità fisica pazzesca, che poi riesce a incornare con forza. Osimhen! Osimhen! Scelta di tempo strepitosa. È gollissimo, non è che è gol, è gollissimo! Vai! Dentro c'è Lozano. Stai! Zucchi! Poro. Io sono voluto bene a tutta sta gente e lo za. Qua. Io sono voluto bene a tutta sta gente. Poro. 3-0. Però stiamo ancora 0-0. Non voglio cazzate. 20 minuti 3-0. Non voglio stronzate. Ma bre, ti facciamo sempre questo poi, ha capito? Ma comunque con Mertens l'ha fatta proprio mezzo campo. Guardate a Mertens, guardate a Trilli, Campanellino! Che gol l'ha fatto! Che gol l'ha fatto Trilli! Campanellino! O stai dicendo Momo, è un altro Napoli con questo in mezzo campo. Campanellino! Decisivo, ancora una volta però bene
Napoli, cambio di gioco a destra, non riesce a sfondare. Mamma mia, datemi 11 Ciro Mertens in mezzo al campo e vi faccio vedere. Maro, che grinta, che giocatore, 4-0, 21 minuti. Siamo 0-0, 0-0, a ragionare così, siamo 0-0. È buono, non c'è lo maestro. Ti prego, segna! No, ma perché tiri alto, Mario Rui? Ma finì sta stagione con un gol. E ha segnato. Finito il primo tempo, Aiu, conduciamo 4-0, un risultato inaspettato per quanto mi riguarda. Ma stiamo giocando perfettamente. Cioè, il Napoli più bello delle ultime giornate, chiaramente. Speriamo bene nel secondo tempo, Aiu, a tra poco. Dai ragazzi, è cominciato il secondo tempo, 4-0, ma ragioniamo come se stessimo ancora 0-0. Che sta a fa questo Napoli? Dai! Palla che arriva verso Mertens. È buono, è buono! È buono! Tira! Sì! Trilli! Campanellino! Festeggia con l'11° gol in Serie A. Dries Mertens. Straordinario. La Rufana, fatta de frell, No, no. Palla messa in mezzo. Ospina. Guagliù, Ospina ci sta sempre, guagliù, Ospina la parata te la fa sempre, Ospina. E c'è gente che critica Ospina. Io veramente ma ci fa proprio il croce con la mano storta. Le croci con la mano storta. Io volessi capire che barite. Voi. Bella, mamma mia, vogliono fare a me. No, perché? Bravo, Aiu insegna oggi proprio, ci sta proprio. Mamma mia, mamma fa. Dai, chissà, qua mezza 3 loro, se ne fa proprio, chissà, mezza 3 loro, ci passa la palla a capo becchi con questi qua, mi porta a pazziamo, e il creatore, mi porta a Bascio Park. Gol! No, è fuori gioco, mannaggia. Bella palla, mamma mia. Due gol, dai Rachmani, dai, andiamo, mi fa piacere per Rachmani, mi fa piacere per suo aglione, mi fa piacere per Rachmani, mi fa piacere. Dentro a cercare Berardi, Ospina e poi... No, non voglio subire gol, non lo voglio sto gol, non lo voglio. E invece no, l'ha pigliato, non lo volevo sto gol. Gol inutile. Finita, voglio finita, 6-1, finita, voglio. Allora il rammarico è all'ennesima potenza. Il tifoso del Napoli oggi, almeno per quanto mi riguarda, è veramente amareggiato e rammaricato ancora di più. Perché sappiamo che abbiamo tutte le possibilità e le potenzialità per potercela giocare fino alla fine e invece no, ci siamo mangiati da soli punti, vittorie, così. Quella di Empoli è meglio che non la ricordo. Oggi perfetti, però niente, vinciamo, sicuramente andiamo a difendere quello che è il nostro attuale terzo posto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, se ci credete ancora allo scudetto, questa è la domanda del momento, fatemi sapere voi. Comunque sempre e comunque forza Napoli. Dai, guagliù!